Parole che ha detto Assessore sono state grazie, una serie di grazie. Sì, grazie, perché non è sempre facile superare dei pregiudizi alle quali poteva essere comunque soggetta la mia figura. E come dicevo prima, anche quello legato all'età, no? Quando si dice in maniera un po' semplicistica che una persona è in grado di fare o non fare una cosa in base a questa. E invece io oggi mi sento di ringraziarli, come dicevo prima, anche a nome di quei tantissimi giovani che si danno da fare per cercare il proprio spazio nel mondo, magari partendo anche da contesti familiari, sociali, territoriali non sempre semplici. È tutto semplice, direi di sì, perché insomma lei è molto anche legata al suo ruolo di primo cittadino a Porto Viro. Sì, io amo la mia città, Porto Viro, e non è stato semplice, perché è chiaro che quando diventi sindaco lo rimani un po' sempre no, nel cuore. Però la cosa che mi consola è che io oggi posso essere molto più utile alla mia città e anche a tutti quei comuni che sono considerati un po' periferici, e io penso che portare l'esperienza di sindaco di un comune comunque medio-piccolo sia assolutamente utile, un po' anche per tutti quei comuni che cercano in qualche modo, i sindaci, gli amministratori che cercano in qualche modo di dare risposte. Io rassicuro i miei cittadini che non indosserò più la fascia, ma sono comunque sempre al loro fianco e porto Vira nel cuore. Un'eredità anche importante, no? Valeria Mantovà è il nuovo assessore regionale a istruzione, lavoro, formazione e pari opportunità. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha firmato il decreto di nomina questa mattina, segnando il passaggio di consegne con Eneka Donazà, eletta parlamentare europea. Abbiamo mantenuto l'impegno di nominare il nuovo assessore entro fine settembre, ha dichiarato il presidente Zaia. La scelta è ricaduta su una giovane amministratrice, una donna con un curriculum solido e rilevante. Valeria Mantovà ha già ricoperto il ruolo di assessore e sindaco, è laureata in giurisprudenza e vanta una significativa esperienza nella pubblica amministrazione. Una nomina che dimostra come ci sia spazio per i giovani, che considero il presente e non solo il futuro della nostra comunità. Valeria Mantovà, fino ad oggi sindaco di Porto Viro, assumerà la responsabilità delle deleghe su politiche dell'istruzione, diritto allo studio, scuole paritarie ed edilizia scolastica, formazione professionale, programmi comunitari, politiche per il lavoro, pari opportunità, università e ricerca.